Siamo con Rino De Candido, direttore tecnico della 6 Serie Internazionale Città di Pordenone e quest'anno anche dell'Europeo Derny e Steyr maschile e femminile. Un bel impegno, ma soprattutto una soddisfazione poter portare qui al Velodromo Ottavio Bottecchia una manifestazione che nel caso dello Steyr femminile è la prima volta in assoluto. Ma certamente è una novità e sono curioso anch'io perché vedere delle donne dietro questi tipi di moto è sempre così una curiosità. Però c'è sempre una prima volta, come il settore femminile si è evoluto in tutte le sue, diciamo, sfaccettature ciclistiche, è giusto che facciano anche questo tipo di specialità. Ecco, per quanto riguarda la 6 Serie, 20 coppie agguerrite, ci sono atleti che arrivano da veramente tantissimi paesi del mondo, insomma è un po' come un piccolo campionato del mondo qui all'interno del Velodromo Bottecchia. Ma sai, la 6 giorni quest'anno non è così, a confronto degli anni scorsi dove c'erano molte coppie italiane che così, nonostante fossero belle coppie, ma non avevano un livello come hanno queste. Io penso che sarà una 6 giorni sicuramente molto molto agguerrita, perché questi che vengono qua non vengono certamente per fare solo presenza, vengono perché vogliono fare risultato e questo sicuramente darà sicuramente un alto tasso tecnico alla manifestazione. Avik e Dombrowski, i due olandesi, avranno vita dura o avranno quella marcia in più per poter dominare già da subito? Ma sai, adesso anche loro hanno una certa età, vedo molte coppie giovani che sono qua sicuramente e non saranno qua per riverirli, saranno sicuramente per dargli battaglia e io penso che devono stare attenti di molte, noi anche come coppia italiana abbiamo la coppia Fiorin Galli, abbiamo la coppia Boscaro, poi la Moscar Tezzini, Boscaro Stella, pertanto io sicuramente penso che avremo delle belle gare, in particolare le Madison saranno veramente molto molto agguerrite.